Si allarga lo scandalo sui corsi di formazione professionale a Messina e provincia. Dopo gli arresti scaturiti dall'indagine denominata Corsi d'Oro, nuovi sviluppi arrivano sulla gestione allegra dei finanziamenti pubblici finalizzati alla formazione professionale. Dal proseguo delle indagini della Polizia e della Guardia di Finanza è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, tra cui il deputato messinese Francantonio Genovese, già sindaco di Messina, e la cui moglie era finita agli arresti domiciliari nell'inchiesta Corsi d'Oro nel luglio scorso, che ha coinvolto 3 enti di formazione professionale di Messina, la Lumen, l'Aram e l'Ancol. L'indagine odierna ha interessato altri centri di formazione, l'ENFAP, l'ENAIP, lo IAL, la Training Service, la LC Learning Consulting, la CESAM, l'ECAP, l'ESOFOP, l'Apindustria e Reti. Gli indagati sono accusati a vario titolo di reati tributari, associazione a delinquere finalizzata al peculato e alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini, dirette dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dai sostituti Camillo Falvo, Liliana Todaro, Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti, hanno permesso di accertare che gli indagati, attraverso gli enti di formazione e società a filtro appositamente create grazie a prezzi gonfiati per l'acquisto di beni e servizi o addirittura a prestazioni totalmente simulate, sottraevano a loro vantaggio i fondi assegnati per lo svolgimento dei corsi di formazione. La gran parte degli artefici dei reati sono risultati tra loro legati da vincoli di parentela e di assoluta fiducia. Ad avere un ruolo di primo piano nella gestione degli enti e delle società finite nel mirino degli investigatori, secondo quanto si apprende da un comunicato stampa congiunto della Polizia e della Guardia di Finanza, sarebbe stato proprio il parlamentare Francantonio Genovese. Nei suoi confronti il GIP ha disposto gli arresti in carcere. La squadra mobile ha già provveduto a notificare nella serata di ieri il provvedimento presso la Presidenza della Camera, unitamente agli atti delle indagini e alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione del provvedimento custodiale, la cui esecutività rimane sospesa in attesa dell'autorizzazione. Secondo quanto emerge dall'indagine, Francantonio Genovese nel corso del tempo ha acquisito, grazie ad una rete di complici riferibili anche alla propria famiglia, il controllo di numerosi enti di formazione operanti in tutta la Sicilia e parallelamente di una serie di società che gli hanno permesso di giustificare le appropriazioni così da lucrare illeciti profitti.